benvenuti, ben svegliati da 7 in punto, prima parte della trasmissione che vogliamo dedicare a Venezia. Parliamo di Venezia e il suo stato di salute, lo facciamo con il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Vittorio Bonacini. Buongiorno. Buongiorno, Benvenuto. Gli albergatori sono una parte fondamentale, importante della vita di Venezia, anzi spesso gli albergatori sono un po' sul banco degli imputati messi dai cittadini per questa dicotomia che è nell'anima di Venezia. È una città abitata da pochi, sempre meno veneziani, ma è una città che è la città più visitata al mondo, quindi il turismo ha una sua valenza importantissima e sicuramente i residenti temporanei, quelli che alloggiano nelle vostre strutture, superano di gran lunga i residenti stanziali, e questo fa nascere spesso delle frizioni, credo. E Venezia poi è proprio notizia di questi giorni, con tutto quello che è successo, lo scandalo di giugno, il sindaco arrestato, il commissario e in più un buco di bilancio davvero significativo per il quale forse c'è un'ancora di salvezza. Non dimentichiamo il patto di stabilità. Io adesso voglio chiedere a Vittorio Bonacini, in tutto questo gli albergatori sembra che non stiano vivendo un momento così infelice, perché le presenze ci sono, a Capodanno mi pare il tutto esaurito. Ma veda, direi che dovremmo iniziare a operare qualche sottile distinguo. Lei ha lanciato direttamente sul tavolo una consapevole manata di temi e di problemi da affrontare. Iniziamo un attimino per grado. Certamente è vero, Venezia è una città aperta, cosmopolita, con grandi capacità di ricezione dell'ospite e tutto quello che da ciò ci va dietro. È altrettanto vero, ahimè, che in realtà le cose non sono così belle e così rosee come ce le potremmo immaginare. Quando noi iniziamo a parlare di Venezia piena, Venezia molto spesso è intasata, sono due cose completamente diverse. Quando noi sentiamo parlare di 22-25 milioni di visitatori a Venezia, non significa che siano 22-25 milioni di ospiti pernottanti negli alberghi aderenti all'Associazione Veneziana Albergatori. Che rappresenta quanti albergatori, tanto per far capire ai telespettatori? Noi attualmente rappresentiamo più di 450 strutture qualificate. Che in percentuale sulle strutture ricettive esistenti in città, alberghi intendo, non allora, strutture, per proprio capire i dati che lei sta dicendo, i 20 milioni, come poi vengono spalmati? Le posso dire con assoluta certezza che alberghi aderenti all'AVA sono indicativamente quasi il 93-95%, quindi eccettuato direttamente gli alberghi che facevano parte della vecchia CIGA, Compagnia Italiana Grandi Alberghi, la stragrande maggioranza dei restanti sono affiliati all'Associazione Veneziana Albergatori. Però questi 25 milioni di presenze a Venezia non pernottano tutte da voi? Perché altrimenti... altrimenti capisce, ecco perché le sto dicendo la cosa sarebbe piacevolmente diversa, così non è. Noi sappiamo perfettamente, con dati alla mano, che nel bene o nel male il turismo viene organizzato nel seguente modo. Il 70% del turismo pendolare concorre al 30% del prodotto turistico di Venezia. Casualmente succede esattamente il rovescio per quanto riguarda il turismo stanziale. Coloro che pernottano negli alberghi a Venezia producono il 70% del reddito del prodotto del turismo a Venezia. Cosa significa? Significa che oggettivamente il turismo residenziale per la città stessa è premiante. Il turismo pendolare
è premiante per una certa tipologia di categorie di attività economiche. Quindi negozi e servizi? Quindi negozi, servizi, bar, ristoranti e tutto quello che da ciò ci va dietro. Cosa intende, mi scusi, per turismo pendolare? Turismo di chi comunque pernotta in terraferma e comunque in provincia di Venezia o di chi invece fa la toccata e fuga? Allora, diciamo che per turismo pendolare si intende mediamente coloro che non risiedono direttamente nella località che è oggetto della visita. Pertanto è evidente che coloro che risiedono al di fuori del comune di Venezia vanno considerati tali. Questo è poco ma sicuro. Però al di fuori del comune, quindi insomma assolviamo gli alberghi di Mestre? Guardi, gli alberghi di Mestre fanno parte dell'Associazione Veneziana Albergatori, per cui non cerchi di far nascere un casus belli all'interno dell'associazione, niente di tutto questo. E quelli che viaggiano sulle grandi navi da crociera, che sono turisti pendolari, sono turisti stanziali, visto che lei parla di casus belli? Allora, vedo che la mattina la ispira molto e iniziamo proprio con le granate, poi passiamo ai bazooka perché ormai se ne parla. Metaforiche. La dialettica è sempre l'arma più efficace. La realtà è molto semplice nella sua variegata complessità. Indubbiamente la movimentazione crocieristica è inequivocabile che abbia una sua importanza e una sua valenza a Venezia. Da albergatore le posso dire, e da presidente degli albergatori, che quando vedo in piena estate 4 o 5 supernavi ferme ormeggiate in porto con 20.000 posti letto messi là a disposizione, non è che io sia particolarmente felice, però mi rendo conto che esiste un mercato che deve essere salvaguardato e tutelato. È un mercato che indiscutibilmente dà un lavoro, è un mercato che crea indotto, è un mercato che va rispettato a condizione che evidentemente le operatività di certe tipologie di situazioni non vadano a discapito della città di Venezia. Nel dibattito sulle grandi navi, sì, come operatrice dell'informazione noto però questo elemento che ognuno strumentalizza in senso anche positivo, l'impatto ipotetico ambientale di questi colossi del mare ai propri fini, che sono fini eminentemente di carattere economico, ma effettivamente noi abbiamo fatto anche degli approfondimenti. Non è ammissibile che dei colossi passino davanti a Bacino San Marco, anche se hanno un canale scavato, ci hanno spiegato, eccetera, eccetera. Con onestà intellettuale, no? Quale dovrebbe essere la soluzione che in qualche modo mette d'accordo tutti gli interessi che ci sono intorno poi a questa... e questo elemento incredibile, perché prima è nato il porto di Venezia, poi la città. E questo è un dato di fatto. Certo. Quindi da lì si passa, o ci sono oggettivamente delle alternative che possono essere, lei che vive la città, ovviamente non le chiedo una valutazione ingegneristica, però la sensazione ogni volta che intervisto qualcuno, allora gli ormeggiatori piuttosto che i responsabili dei rimorchiatori, giustamente dicono chissà in stazione marittima abbiamo fatto degli investimenti, tutta un'area, giustamente ognuno cerca di salvaguardare poi di questi tempi il proprio posto di lavoro, è umano, è legittimo. Ma allora è tutto umano, è tutto legittimo fino a quando manteniamo una certa tipologia di disponibilità ad affrontare le cose con serenità e onestà intellettuale. Giustamente lei prima ha parlato di volontà di speculazione, è vero, esistono, cioè sarebbe stolto e sciocco non considerarle. È altrettanto vero che dal punto di vista pratico le situazioni erano programmabili. Esistono dei rapporti del Comune di Venezia già dati alla provincia illo tempore, già a conoscenza dalla Regione, dei rapporti nel quale elaborati dal CISET nel 1900, fine anni 90 per essere più chiari, nel quale veniva considerato un aumento
del turismo esponenziale in ragione del 2% fino al 2024. Allora, tutto ciò era prevedibile? Lo potevamo gestire? Lo potevamo immaginare? Io sono anni, da quando sono diventato presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, quindi fine 2008, che continuo a dire che fino a quando non ci sarà una intercomunicazione chiara e globale fra porto, aeroporto, sistema ferroviario e alberghi, non ne verremo mai fuori. E perché non si riesce ad ottenere la quadratura del cerchio? Perché è una quadratura del cerchio? Ma non è una quadratura del cerchio, è che dal punto di vista pratico tutto quello che può sembrare un interesse contrapposto è invece un interesse a favore del territorio. Allora, atteso che il territorio, che dovremmo cominciare a smettere di chiamare territorio, perché ti ricorda vagamente delle dispute medioevali nelle quali ci si appropriava del feudo vicino, cominciamo a parlare di paesaggio, cominciamo a parlare di ambiente, cominciamo ad avere un atteggiamento forse anche meno pervicace nei confronti delle situazioni. Non ci dobbiamo impossessare di nulla, anche perché, come continuo a sempre dire, tutto quello che noi vediamo non ci appartiene, ma è prestato dalle generazioni che verranno dopo di noi. Sì, no? L'uomo forse è l'unica realtà che è di passaggio, perché... purtroppo non riusciamo a passare abbastanza rapidamente, questo, ecco perché riusciamo a danneggiare in maniera cospicua il pianeta, ed è quella la vera angoscia. Tornando al discorso delle grandi navi, sono una realtà che però vanno assolutamente gestite. Era immaginabile che ci fossero. Le rammento che sono anni che anche su Panama hanno iniziato il raddoppio del canale di Panama, quindi diventeranno sempre più grandi. Un qualche cosa della quale noi spesso ci dimentichiamo è che è inutile perché noi ci preoccupiamo di una nave che entra e di una nave che esce, quando abbiamo gli amici croati che stanno cominciando a trivellare a qualche chilometro dalle nostre coste, no? Probabilmente non tutti sono perfettamente a conoscenza che gli amici egiziani stanno cominciando a raddoppiare il canale di Suez, il che significa che cosa? Uno stravolgimento della fauna e del mare Mediterraneo, al quale l'Adriatico è oggettivamente collegato. Allora, ti viene voglia di dire, ma noi ci stiamo occupando di questo per evitare di parlare d'altro? Noi ci stiamo impegnando, massacrandoci la vita perché navi sì, navi no, navi su, navi giù, perché vogliamo far finta che certe cose non avvengono fuori o non abbiamo voglia di affrontare la cosa? Perché mi hanno sempre insegnato che quando abbiamo un problema a casa ne parliamo apertamente, ma quando ci sono delle situazioni di estremo pericolo al nostro gruppo familiare, intesa come minaccia esterna, prima ci occupiamo direttamente di quello che sta succedendo fuori e che minaccia direttamente la nostra globalità e la nostra sopravvivenza sotto il profilo proprio umano. E poi ci occupiamo del resto. Quindi lei dice, non ho la soluzione, però una soluzione va trovata. Una soluzione va trovata, certamente, ma aggiungo... Ma lei ha più simpatia, non so, per le navi a Porto Marghera, l'offshore, il canale Contorta, perché poi le vicende anche che hanno coinvolto, legate al Mose, hanno fatto anche sviluppare uno scetticismo per cui non si fa più niente, perché altrimenti è tutto un appalto, è tutto una corruzione, anche il Mose quanto costerà a mantenere, cose che insomma abbiamo sentito e risentito, e quindi diventa una discussione anche sterile. No, non c'è mai niente di sterile nel momento in cui si parla e nel momento in cui ci rapportiamo con onestà intellettuale. Per il discorso che ho fatto prima, erano tutte situazioni che erano assolutamente prevedibili. Allora, se nel Paese prevale la logica del creiamo lo stato di emergenza, perché in fase di emergenza, quindi assenza di programmazione, tutto è lecito e tutto è possibile, io credo che sia arrivato il momento di dire io non ci sto.
E gli albergatori lo dicono, io non ci sto, e non ci stanno a cosa? Perché poi Venezia sta vivendo anche un momento che era prevedibile, perché insomma che qualcosa potesse succedere, poi però quando è successo, faccio un esempio abbastanza che esula dalle vicende giudiziarie. Venezia costa come città da gestire e oggi il commissario Zappalorto si trova a fare i conti con un buco di bilancio di parecchi milioni di euro, c'è il vincolo del patto di stabilità, non c'è più la legge speciale, è andato a Roma, ha ottenuto delle concessioni, però mi verrebbe da dire voi avete anche la tassa di soggiorno, quindi non avete contribuito adeguatamente al sostegno della città. Ma veda, io credo che gli albergatori vadano ben oltre la tassa di soggiorno, non siamo solo degli splendidi e puntuali ufficiali pagatori, eccetera, eccetera. Le nostre aziende concorrono non poco sotto il profilo di tasse imposte per varie concessioni e vari balzelli. Le posso dire che esistono alberghi che versano al comune solo a livello di concessione cifra ben superiore ai 100.000 euro all'anno, solo per avere magari un pontiletto sul Canal Grande o una terrazzetta o cose del genere. Non è quello il vero problema, non è che l'albergatore non faccia il proprio dovere, anzi è tutt'altro. Il vero problema di base è il potere pubblico che deve imparare a colloquiare e dialogare con le categorie. È il momento... Vi esula dalle decisioni? Ma direi che dal punto di vista pratico lo stato di assoluta preoccupante latitanza di iniziative turistiche e che vadano a ricadere sotto le competenze dell'assessorato al turismo sono sotto gli occhi di tutti. Questo no? Forse perché lo scossone che c'è stato a giugno ha compromesso... Guardi, lo scossone andava dato ed è bene che sia stato dato e a mio avviso è stato dato troppo tardi, glielo dico francamente. Sul fatto che l'assessorato al turismo a Venezia non sia mai stato oggettivamente particolarmente prolifico e particolarmente creativo e abbia mai obiettivamente aiutato alle decisioni della politica turistica in seno Cosa alla avrebbe città dovuto di Venezia. fare, secondo lei, secondo la vostra categoria? Guardi, solo nient'altro che né più né meno di quello che succede per il resto del mondo. Ossia? Promozione turistica. Aggregazione. Aggregazione. Ma Venezia non è un brand che si vende da solo? Veda, Venezia è una città che si vende da sola nel momento... Venezia si svende da sola, non si vende da sola. Quindi lei è per il numero chiuso? Io non sono per il numero chiuso, io sono per Venezia aperta a tutti, offrendo servizi. Io non accetto che ci siano delle persone che sono obbligate a vivere a Venezia a determinati livelli. Ma come si può regolamentare un flusso così ampio di turisti in una città che comunque è piccola, è delicata, ha una sua fragilità sostanziale? Perché se si vuole fare un certo tipo di servizi e turismo bisogna però contingentare, credo, il flusso dei turisti. Sono tanti per una bomboniera, chiamiamola così. Guardi, è come al solito un problema di organizzazione. Se c'è la volontà di organizzare le cose, si può fare serenamente tutto, senza arrivare a paradigmi assurdi di numero chiuso. Esistono dei sistemi collegati a livello informatico, collegati con la telefonia mobile, si chiama Big Data, eccetera, eccetera. E l'utilizzo di queste banche dati cosa permetterebbe Ti dà esattamente l'idea di quando e come le persone gradiscono e pensano di arrivare a Venezia. E quindi in quella frangente organizzare dei servizi ad hoc specifici di supporto? Guardi, basta solo evitare i disservizi. Cioè quindi mezzi che funzionano... Ma certo. Ma nel momento in cui... gestione magari anche del traffico nelle calli, quando... Perché si sta avvicinando Carnevale. Si sta avvicinando Carnevale e si sta avvicinando per l'ennesima volta la controprova che tutto quello che si sarebbe dovuto e potuto fare per scelta, per incapacità, per decisione non è stato fatto. Torniamo su questo punto subito dopo la pubblicità, tra un paio di minuti. Grazie.
Siamo tornati in studio con noi Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. Stiamo cercando di capire come si salva Venezia, il carnevale è alle porte, i dati almeno, sembra che ci sia un afflusso, non dovete lamentarvi, stanno arrivando le prenotazioni, però lei diceva prima tanti visitatori non significa tanto benessere per la città perché non hanno i servizi idonei ed adeguati. Non è stato fatto cosa che si doveva fare? Ma veda, cioè cominciare a governare i flussi turistici significa principalmente sapere quando le persone arrivano, quando partono, dove alloggiano, che linee di servizi pensano di prendere e che linee di servizio pensano di fruire direttamente per uscire dalla città o per spostarsi all'interno della città. Significa collegare direttamente le prenotazioni alberghiere agli ingressi museali, significa direttamente immaginare di legare le prenotazioni alberghiere alle manifestazioni più importanti del carnevale per preacquistare i biglietti, idem dicasi per quanto riguarda le manifestazioni della Fenice e di tutte le manifestazioni che saranno presenti per il Carnevale di Venezia e non solo. Ma questo vorrebbe dire imporre al turista già un programma di quei giorni che magari decide all'ultimo momento. Ma guardi che nessuno impone. Oppure c'è una richiesta da parte del turista di avere già un pacchetto di... No, attenzione, io non sto parlando di creare i pacchetti, io sto semplicemente dicendo che al cliente deve essere data la possibilità di avere una vetrina nella quale con un semplice clic, oltre alla prenotazione, di modo che lei sa... Esattamente. Cioè, nella massima libertà, nella massima trasparenza e con la massima facilità possibile, vuoi andare alla Fenice, c'è l'opera, ti becchi 2 posti, entri nella Fenice, ti si apre il Teatro La Fenice, ti scegli il posto, esci, decidi di fare, hai già e ti programmi serenamente il tuo viaggio. Il che significa, vuoi comprarti gli ingressi museali al Palazzo Ducale, alla Basilica o ai Frari o dove più ti fa piacere? Vuoi comprarti il biglietto sapendo che sarai dissanguato e che però ci sono delle opzioni che ti permettono di viaggiare 72 ore alla fine risparmiando più dei veneziani con l'IMOB? Questa è la realtà, senza considerare il fatto che attualmente l'IMOB, come lei ben sa, serve solo in ingresso, non in uscita. Paradossalmente noi riusciamo a capire che si tratta di un progetto semplicemente folle, monco, è nato, noi sappiamo che avremo 10.000 presenze nel giro di 2 ore a Piazzale Roma, li abbiamo in transito, non monitorando evidentemente le uscite, non sappiamo dove andranno a scendere. Ma adesso l'IMOB non è anche unica, con cui si possono fare anche acquisti di biglietti museali, eccetera? Ci stanno lavorando sopra, però dal punto di vista pratico, se lei non mi va a monitorare le uscite, lei sa che avrai 10.000 persone per 2 ore a Piazzale Roma, ma non saprai mai dove vanno a scendere. Sì che Venezia non è una città cablata. Guardi, qui l'unica cosa di cablato... Wi-Fi free, non dovrebbe essere Wi-Fi free. Sono dei progetti grandiosi e meravigliosi che sono partiti e non sono più tornati. Li abbiamo visti partire, non si sa verso dove siano viaggiati. Più che viaggiati oserei dire che si sono spiaggiati, nel senso che non è stato fatto purtroppo assolutamente più nulla. Tra 5 mesi si vota, no? Ma così dicono, anche è speranzoso, le candidature come le vede, quelle che ci sono, perché poi alcune sono state ufficializzate, perché allo stato attuale insomma ci sono 4 o 5 nomi se non sbaglio, tutti più o meno espressi ufficialmente dal centrosinistra che farà le primarie. Negli altri schieramenti non mi sembra, o mi sono persa qualche nominativo, ma non ci sia l'ufficialità. Ma al di là dello schieramento che cosa si aspetta, visto appunto, ritorniamo al punto di prima, che Zappalorto sta faticando per portare da Roma dei soldi per chiudere il bilancio? Allora, diciamo una cosa, che il commissario Zappalorto si è sobbarcato un onere improbo in realtà, ovvero sia cominciare
a spulciare partita per partita, conto per conto, il bilancio dell'albergo. Sì, mi scusi, deformazione professionale. Lapsus. Per forza, del Comune di Venezia. Non viene a spulciare i bilanci delle aziende private. Assolutamente no, assolutamente no. E del resto a quest'ora di mattina mi concederà. Ciò detto, è evidente che delle due l'una, arrivare ad un disavanzo di 95 milioni di euro non è facile, non è facile. Allora, o la giunta che ha lasciato erano degli artisti sotto qualsiasi profilo e sono riusciti a creare un disastro senza frontiere, oppure è una concomitanza di situazioni che parte da lontano. Personalmente, pur non avendo alcun dato, sono più propenso a credere a questa cosa. Che parte da lontano? Che parte da lontano. E come che si tratti di rimandi. Nuova squadra? Ma veda, la nuova squadra direi che basta che non sia esattamente come la squadra precedente. Questo è poco ma sicuro. Diamo qualche caratteristica. Allora, cosa dovrebbe fare? Se lei mi dice... far funzionare meglio un sistema informatico di convergenza dati? No, noi siamo in una fase completamente... dobbiamo andare addirittura oltre. Cioè? Noi stiamo affrontando e la prossima giunta dovrà affrontare la dinamica della città metropolitana, per cui sarà un'opera improba, sotto il profilo tecnico, sotto il profilo amministrativo e sotto il profilo burocratico. Questo e i nomi che sicuro. Sono emersi nel panorama, secondo lei sono in grado di affrontare questa sfida? Le dirò... o è qualcosa di già visto, di già sentito? No. Non si tratta né di cose già viste né già sentite. A mio modesto avviso non è un problema di nomi, è un problema di programma che ancora non sono stati pubblicati evidentemente e principalmente di squadra. Chi avranno in squadra? Cioè con quale saggezza, con quale lungimiranza. E quali categorie dovrebbero essere rappresentate nella squadra che governa Cafarsetti? Soltanto figure politiche o anche espressioni della vitalità economica e organizzativa della città, visto che prima faceva riferimento al fatto che le categorie non vengono così? Veda, sarebbe addirittura troppo semplice dirle sì, sarebbe bene che le categorie economiche fossero presenti all'interno dei Cafarsetti. Non è proprio sempre così, principalmente in questa fase, principalmente in una fase nella quale andranno a essere messe mano duramente e intensamente alle strutture economiche e amministrative. Quindi ci vogliono politici di calibro? No. Magari trovarli volentieri, servono assolutamente dei tecnici molto chiari e molto competenti in termini amministrativi. Ma non crede che proprio nell'amministrazione pubblica, adesso svincoliamo da Venezia, spesso siano proprio questi tecnici che creano il problema perché non evolvono, sono radicati, guadagnano molto e... Ma quello è certamente un altro paio di maniche. Se io penso esattamente ai tecnici che continuano a insistere a Cafarsetti a dispetto di qualsiasi cosa, provo assolutamente un senso di sgomento. In realtà mi ha lasciato assolutamente perplesso la scelta del commissario Zappalorto di confermare determinate figure. Ciò non toglie il fatto che... Figure di vertice, mi pare di capire. Ma evidentemente certo, perché gli uscieri per me possono fare quello che più a loro aggrada. In realtà sappiamo perfettamente che ci sono dei soggetti inossidabili, intoccabili e tutto quello che da ciò ci va dietro. Ho ancora pochi secondi, c'è questa allerta che poi è un'allerta che è sempre stata molto, molto presente per una città come Venezia, parlo di allerta terrorismo. Si parla tanto di incrocio dei dati proprio per monitorare i flussi. Voi come albergatori avete messo in moto dei meccanismi
meccanismi, so che voi comunque registrate, no, in questura le presenze, c'è un'attenzione in più, c'è un meccanismo in più, come potete dare una mano nel monitorare? Direi di sì, nel senso che l'associazione è già stata contattata dalle competenti autorità proprio per sensibilizzare, ma guardi, trasparenza direi che più di così non si può fare, nel senso che quando tu effettivamente trasmetti regolarmente i dati registrando puntualmente ogni singolo cliente non puoi fare. È ovvio che essendo presenti sul territorio con le nostre aziende, con la nostra presenza, non possiamo che garantire la nostra attenzione e segnalare alle autorità evidentemente qualsiasi cosa ci possa sembrare non confacente alla norma. Per Venezia vede un futuro migliore? Ma guardi, io posso dire che posso sperarlo, posso auspicare un futuro migliore. In realtà, fino a quando non si prenderà atto della sua fragilità e si smetterà di giocare al piccolo ingegnere idraulico, perché ognuno ha una sua soluzione, rammento solo che qui, proprio fuori Padova, esiste un modello stupendo della laguna di Venezia, sito a Volta Barozzo. Allora io mi domando francamente... Insomma, invitiamo tutti a Volta Barozzo, non c'è più tempo a disposizione. Ringrazio Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, per questa chiacchierata. Do lo spazio alla pubblicità, poi torniamo in studio con un altro ospite. Grazie.